Maurizio Pellegrini, abbiamo una scadenza imminente il 12 aprile per l'iscrizione al registro nazionale dei gas fluorati. Perché non vi va bene questa scadenza e perché la volete prorogare? Certo che questa normativa, che dopo aver messo veramente in crisi la categoria, per una serie di costi da sostenere per frequentare questi corsi, per fare attestarsi, per fare gli esami, adesso abbiamo anche la scadenza che oltre a noi che non siamo ancora pronti, non abbiamo ancora finito di frequentare questi corsi, creiamo anche dei problemi nelle nostre camere di commercio che sono già in difficoltà per registrarci. Credo che sicuramente noi chiederemo con forza una proroga a questa scadenza. Chiederemo una proroga, chiederemo inoltre che vengano diminuite tutte le sanzioni, nel senso che non dobbiamo più parlare da 1.000 euro a 10.000 euro, l'artigiano non può per un errore fatto magari in buona fede trovarsi un'ammenda di 10.000 euro. Cosa vuol dire? Mettere in crisi, oltre che la categoria è già in crisi, mettere in crisi sicuramente un artigiano che riuscirà più a sollevarsi. Credo inoltre che bisognerà unificare i costi di questi corsi per ottenere l'attestazione, no? Che da una parte costano 1.000 e dall'altra parte 10.000. Bisogna creare una formula che sia uguale per tutti, e uguale da qualsiasi parte, da Vicenza, Venezia, Rovigo e Condato, comunque in Veneto perlomeno, ma sicuramente anche in tutta Italia.